Ma questa è indubbiamente una domanda difficile che appunto ha a che fare con la memoria. Cosa ci resta di queste persone? Perché è utile ricordarle? Ci servono a qualcosa? Ma io intanto penso che lei parla di una sconfitta delle Brigate Rosse, è vero, ma certamente qui noi dobbiamo guardare anche il senso di questa vicenda. Cioè io credo che mio padre abbia incarnato, forse sommamente in qualche maniera, cioè quel cammino proposto dalla nostra Costituzione, no? Di questa democrazia che lui chiamava la democrazia del valore umano, che lui ha cercato di rendere vera con atti di governo, con atti politici, con impegno, eccetera. Io credo che lì si sia voluta, con la sua morte, insomma, si sia voluta colpire esattamente quella storia democratica, esattamente quella democrazia del valore umano. E le Brigate Rosse da parte loro, perché comunque ostili alla democrazia, che ritenevano un inganno nei confronti di una lotta di liberazione, l'ostilità della grande destra con la quale mio padre si è sempre misurato, che non voleva un ritorno al passato, non voleva questo potere dei cittadini, questa sovranità popolare, e una sinistra che non ha saputo essere all'altezza del suo ruolo storico, una democrazia cristiana che forse non gli piaceva tanto questa democrazia del valore umano, almeno a quelli che poi sono, diciamo, definitivamente emersi dopo la vicenda di mio padre. In realtà da questa storia lo sconfitto è mio padre, non sono gli altri.